Ed eccoci qua finalmente con il vincitore, il più bello d'Italia Veneto 2024, il nostro Antonio Marittimi, che ha 24 anni, viene da Treviso e rappresenterà il Veneto in Liguria, alla finalissima nazionale dal 23 al 25 di agosto prossimi. Allora, intanto complimentissimi, grazie. Sei stato incoronato, fasciato con la coppa, hai preso tutto tu. Antonio, sei orgoglioso, so che tu hai 2 lauree, sei bravissimo, sei ingegnere, questa cosa completamente diversa da quello che tu hai studiato, però te la sei meritata. Grazie, allora ringrazio intanto l'organizzazione perché è stato tutto, mi verrebbe da dire, perfetto, e non mi aspettavo sicuramente questo risultato, è stata una sorpresa per me e ero anche un po' titubante sul fatto di venire, non venire eccetera, però poi insomma ho detto ma sì, proviamo, sono arrivato e poi mi sono trovato anche in realtà molto a mio agio nelle 3 uscite. E sì, è una cosa che non c'entra niente con la mia professione, però chissà, vedremo. È molto bella questa cosa che intrecciate professioni completamente diverse con questo mondo della moda, e allora insomma direi che è sempre bello esplorare, perché uno non è detto che debba avere soltanto un lavoro, un hobby o comunque anche un doppio lavoro, perché no? Questo della moda. Certo, assolutamente, sì, mi piacerebbe molto, è un mondo che insomma ho sempre visto distante, però vedremo, ecco. Magari questa può essere una chance. Sì. Sicuramente una chance, giocatela bene, porta alto il Veneto alla finalissima nazionale. In bocca al lupo al nostro Antonio Marittimi, più bello d'Italia Veneto.